ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Il tribunale ha assolto i medici di 3 strutture ospedaliere del Palermitano. Avevano avuto in cura una donna di 45 anni di Bagheria, morta poco dopo il ricovero, ed erano finiti sotto processo in abbreviato con le accuse di omicidio colposo in concorso. Il presunto caso di mala sanità era stato denunciato con un esposto da parte dei parenti della donna deceduta. L'Antitrust avvia l'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e ITA per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea in merito al prezzo dei biglietti aerei da e per la Sicilia nel periodo natalizio dopo la segnalazione del Codacons. Dal monitoraggio fatto dall'Antitrust in prossimità delle festività natalizie si assiste a un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei. Nella nottata del 22 dicembre scorso la Polizia di Stato ha arrestato 3 pregiudicati colti in concorso tra di loro nella flagranza dei reati di tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Intercettato a Belpasso un veicolo provento di furto con a bordo 3 soggetti vestiti con abiti scuri e il volto coperto da cappelli di lana e scaldacollo. Nel primo pomeriggio di ieri è deceduta a 94 anni Suor Augusta Santoro, religiosa morinelliana, cittadina onoraria di Licata e vera e propria icona dell'insegnamento alle elementari per generazioni di studenti. Il funerale sarà celebrato oggi alle 10:30 nella chiesa del Carmine. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.